Eccoci in compagnia del mister Raineri. Non è mai facile insomma, commentare una sconfitta per 5-1, troppo forte la Nuorese o insomma, voi potevate fare di più? Sicuramente il valore della Nuorese non lo scopriamo oggi, di sicuro noi siamo rimasti a tempio, il problema credo sia stato quello. Poi perdere a Nuoro ci sta, non ci sta a perdere come abbiamo perso noi, facendoci umiliare così non va bene. A me sinceramente non mi piace. Prendo tutta la responsabilità io perché questa squadra la mando in campo io, quindi i giocatori hanno fatto quello che io ho chiesto, la colpa è solo ed esclusivamente del sottoscritto. Ecco, ma secondo lei è stato sbagliato l'approccio alla gara o forse anche perché le motivazioni insomma, non mancavano? In cosa siete mancati? Ma l'approccio alla gara non credo, perché noi siamo partiti credo bene, abbiamo fatto la prima quarta ora, fatto bene limitando la Nuorese, creando anche qualche situazione pericolosa. Al primo gol diciamo che ci ha un attimino scombussolato i piani e dopo un minuto abbiamo regalato un altro gol. Credo di non dir niente di strano affermando che sui 5 gol della Nuorese almeno 4 li abbiamo regalati, quindi tra l'altro questa credo sia la spiegazione. All'inizio del secondo tempo insomma, si poteva riaprire la partita, poi è arrivata la mazzata del quarto gol che ha chiuso. Anche lì probabilmente abbiamo peccato, noi abbiamo esagerato, abbiamo sbagliato, però non cerchiamo scuse. Onore, come ho detto prima, alla Nuorese, una squadra di una categoria, se non due, superiore. Onore ai loro giocatori, al mister, e complimenti al pubblico che è stato veramente degno di una squadra che merita altri palcoscenici. Ecco, per lei appunto che ha vissuto la Serie C a Tempio, rivedere questa cornice fa sempre piacere, anche perché insomma, il calcio dilettantistico dovrebbe essere questo, dovrebbe essere passione, rispetto all'avversario, anche un applauso come quello che è stato fatto a Carletto Nativi, veramente penso sia un piacere anche per i giocatori che giocano in queste squadre. Sì, no, assolutamente, Carlo sicuramente se lo meritava, è stato uno dei pochi a non mollare assieme a Foresti fino alla fine. Dovremmo prendere esempio da questi due giocatori. Noi adesso è inutile stare a recriminare, a fare polemiche, noi abbiamo fatto un campionato al di sopra di ogni aspettativa, perdere a Nuoro, come ho detto prima, ci sta, non ci sta a perdere in questo modo, però a questo punto dobbiamo pensare a ricaricare le pile in vista dei playoff. Ecco, cosa direi ragazzi in vista dei playoff, visto che tra l'altro avete la concorrenza del Ghilarza, una squadra che non molla, ci sono anche come dire, le possibilità per conquistare l'eccellenza comunque, no? Sì, credo che questo sia uno schiaffo che faccia male sia a me personalmente che soprattutto ai giocatori. Io mi auguro che adesso abbiamo la sosta, dopo la sosta abbiamo il derby con l'Uras, e dal derby con l'Uras si giochi per riscattare questa figura, perché credo che i nostri tifosi assolutamente non meritino di vedere il Tempio giocare in questo modo. Certo. Noi ringraziamo mister Raineri, ovviamente lo ringraziamo anche per aver gentilmente accettato di parlare dopo una partita così nera, così negativa per la sua squadra. Siamo convinti comunque che il Tempio abbia tutte le risorse per riprendersi e per riscattare al più presto questa sconfitta contro la Nuorese. Speriamo, grazie. Grazie a voi. Eccoci qua in compagnia di Antonio Prestaro, mister della Nuorese, 5-1 al Tempio. Ecco, rispetto all'inizio della stagione voi avete fatto degli innesti davvero mirati nel reparto offensivo, giocatori come Siazu vi ha dato veramente il salto di qualità. Oggi mancava Maras, ma quasi non si è sentita la mancanza, dimostrazione che poi il collettivo è quello che fa la differenza, è il gioco di squadra. Ho avuto all'inizio dell'anno qualche problemino a livello fisico proprio nel reparto avanzato, siamo appunto intervenuti a dicembre per rinforzare quel reparto, però devo dire che l'andamento dell'anno è stato sempre costante e i ragazzi col lavoro, perché noi lavoriamo molto, hanno dato il meglio di sé, hanno ottenuto i risultati. Manca un punticino, adesso dobbiamo stare concentrati e comunque cercheremo di andare fino alla fine di campionato in questo. Ecco, una squadra che non butta mai via la palla, parte dal portiere, cerca di giocare sempre la palla a terra, e addirittura da un leziosismo è nata una disattenzione, proprio perché gli stessi difensori cercano sempre di costruire il gioco e di addirittura fare i cambi, no? Quello è importante perché comunque abbiamo giocatori con grandi qualità tecniche che sanno giocare a calcio. Dunque, a me piace giocare la palla da dietro e arrivare a costruire le azioni con pazienza e cercando di aggirare l'avversario. Poi è chiaro che sono agevolato dal fatto di avere grandi giocatori e giocatori che comunque si applicano anche a migliorarsi, perché comunque sono ragazzi che lavorano molto in settimana, lavorano con costanza e molta attenzione.
Certo, insomma lei è venuto a Nuoro, una piazza che aveva appena lasciato il professionismo, insomma l'augurio è quello di continuare il lavoro, no? Noi faremo il nostro e cercheremo sempre di impegnarci affinché si possa fare il massimo per questa città che come oggi ha dimostrato di valere molto di più di un campionato di promozione e speriamo con la società che ha iniziato un progetto da quest'estate di poter andare avanti il più possibile. Poi lavorando piano piano, senza avere neanche tanta fretta, si possono ottenere i risultati. Ecco, le chiedo una valutazione sulle concorrenti dei playoff, diciamo tra Ghilarza e Tempio, secondo lei qual è la squadra più forte? Sono due squadre diverse. Intanto il Tempio sta pagando un pochettino di condizione numerica deficitaria, nel senso che comunque gli manca qualche giocatore importante e ha qualche altro che non è al top della forma e sta pagando un po' diciamo un girone d'andata e metà del ritorno veramente strepitoso. Il Ghilarza è una squadra che è stata costante dall'inizio dell'anno, è stata un attimino più fortunata nella gestione degli uomini perché comunque non avendo una grande rosa giocano quasi sempre gli stessi e sono una squadra compatta, una squadra di categoria che può fare bene anche i playoff. Il Tempio credo che comunque recuperando un po' tutti possa anche giocarsela in virtù dei gironi che poi si faranno dopo. Certo. Nei playoff. Sono due buone squadre che hanno grosse chance e sono anche due belle piazze, sarebbe importante ritrovarle in eccellenza. Tutte e due in eccellenza, perché certo. Comunque sono delle piazze seguite con gente appassionata e con società che lavorano entrambe. Certo, la tradizione calcistica è esatto, assolutamente all'altezza. esatto. Va bene, noi ringraziamo Mister Prastaro, davvero complimenti per la vittoria di oggi, per questa splendida stagione alla guida nuorese, nella quale lei si conferma ancora un mister esperto in promozioni, insomma. Ci mettiamo l'impegno, poi i risultati dopo che si lavora arrivano, dunque sono contento, sono molto felice per il Nuoro città. Certo, e tra l'altro aggiungo complimenti perché l'umiltà insomma è merce rara nel mondo del calcio e questo le fa onore, insomma, perché... Grazie a voi. Va bene, grazie mister.